Andrea Bellia, anche quest'anno ci troviamo qui al ProWein di Düsseldorf, però con una novità quest'anno rispetto all'anno precedente, vero? Tu so che il mese di ottobre hai presentato un vino nuovo, ce ne parli? Assolutamente, abbiamo presentato il Passito di Incrocio Manzoni, lo abbiamo intitolato appunto Pensiero d'amore, in quanto non è solo un vino ma è anche un'iniziativa benefica, in quanto abbiamo deciso di donare una parte ricavato a un ente di solidarietà, ma a prescindere da questo parliamo del vino, parliamo che è fatto con uva Incrocio Manzoni. Scusa, Titero, facciamo vedere un po' la bottiglia qua. Sì. Ecco, questa è la bottiglia, allora Esatto. Scusa, vai, riprendi pure. Sì, questo appunto è fatto con uva Incrocio Manzoni e siamo appunto i primi ad aver utilizzato le uve Incrocio Manzoni nell'appassimento e successivamente nella vinificazione, quindi un prodotto completamente nuovo non solo per noi ma anche per il mercato in generale. In questi 5 mesi dalla sua presentazione, come è stato accolto dalla gente e dagli estimatori? Molto bene, nel periodo natalizio abbiamo avuto un forte picco di vendite in quanto è stato utilizzato dalle persone per i regali alle persone più care. Abbiamo avuto poi un altro buon momento di vendita di questo prodotto nei giorni di San Valentino, in quanto credo abbia deliziato molti innamorati nelle loro cene e soprattutto ha deliziato gli appassionati dei vini passiti, in quanto era una varietà mancante per questa tipologia e per questa varietà. Perfetto, allora ricordiamo adesso dov'è la cantina. La cantina è a Pramaggiore, noi siamo una cantina che ha sede appunto vicino a Venezia, nella provincia di Venezia, siamo a mezz'ora dalla zona balneare, Caorle e Bibbione, e a mezz'ora anche dalle montagne, quindi una zona vocata per la viticoltura perché appunto protetta dalle montagne e influita appunto dalle brezze del mare Adriatico. Per chi non ha la possibilità di venire in cantina, c'è la possibilità di acquistare i tuoi vini anche online? Assolutamente sì, abbiamo da più di un anno fatto una sezione all'interno del nostro sito dedicata alla vendita dei vini online e quindi tutti i nostri vini sono disponibili in questo nostro shop e sono spedibili in tutta Italia. Non possiamo ancora vendere all'estero per motivi burocratici, però in Italia siamo in grado di servire tutti i nostri vini con lo shop online. Acquisti minimi? Non c'è un minimo d'ordine, chiaramente per riuscire ad agevolarsi dal punto di vista delle spese del trasporto richiediamo almeno una scatola da 6 bottiglie. Beh, assaggiando una per tipo stiamo poco a farne 6, no? Assolutamente sì, è facile. Benissimo, quindi al prossimo ProWein, anzi sei anche presente al Vinitaly? Siamo presenti al Vinitaly, quindi ci vediamo al Vinitaly 2019, che ormai siamo alle porte perché mancano 2 settimane. Sai già lo stand? Padiglione 5, stand G7. Tutti al Vinitaly?